la prima edizione di una giornata importante che coinvolge 15 comuni per la pulizia in contemporanea delle sponde del fiume Piave. È probabilmente un'idea che andrà portata avanti anche in futuro, che ha portato ottimi risultati oggi. Sì, certo, questo possiamo dire che è stata l'edizione numero 0, volevamo provare e siamo molto contenti perché c'è stata una fortissima adesione, ma proprio spontanea, e questo ci ha fatto molto piacere. Sicuramente la riproporremo nei prossimi anni e anche con l'ambizione di coinvolgere i comuni del Veneziano per arrivare proprio fino alla foce del fiume. Presidente De Luca, il tema dei rifiuti abbandonati è presentissimo tuttora nelle nostre comunità, nonostante il grande impegno nella promozione. Questo non basta mai. Il primo pensiero al mattino è quello, purtroppo ci sono tutti i giorni rifiuti abbandonati, gente che chiama perché c'è il selvaggio di turno che butta via la roba, questo bisogna finirla. Non è giusto, io ho visto oggi tanti volontari, li ho visti tutti, piccoli, grandi, vecchi, anche perfino i portatori di handicap che raccoglievano le cose. Questo è un buon segno, però dovrebbero capire quelli che gettano che non è quella la maniera di salvaguardare l'ambiente. Come sta andando questa giornata, come è andata e quali sono i risultati? Allora, la giornata è andata molto bene, il sole ci ha graziato, i partecipanti erano più di 60 e hanno portato diverse cose che sono state raccolte, dalle plastiche normali, carte, eccetera, ma anche vasi di fiori, pezzi di metallo e oggetti non ben definiti. La pulizia della nostra area era sempre stata fatta anche regolarmente da Legambiente, quindi il prodotto che abbiamo raccolto forse non era tantissimo, però questo ci fa anche ben sperare che la gente abbia cominciato a rispettare quelle che sono le regole. Al momento 2 cassoni, però noi consiglieremo a Savno di fare la prossima giornata ecologica anche negli anni successivi a settembre, perché nel periodo di fine estate sicuramente si trova molto più materiale abbandonato dai turisti, da gente di passaggio o chi frequenta l'area del Piave per la balneazione.